Questa storia nasce nel 99 con l'acquisizione da parte della famiglia Muscas del stabilimento di Serramanna e di Valle d'Orio che è Casar. L'anno successivo c'è l'acquisizione dello stabilimento di Oristano Azzediani di Antonella e dal 99 si cerca di migliorare quello che è il prodotto già buono che ci dà la natura in Sardegna, che è il nostro pomodoro. Sono stati rivisti tutti i processi di produzione, sono stati rivisti i processi che si fanno in campagna, per cui anche l'agricoltore ha un capitolato che deve seguire tramite i nostri agronomi e tutti insieme facciamo parte di questa filiera per ottenere un prodotto che sia buono. Solo parlando e capendo quali sono le esigenze dell'agricoltura, quali sono le esigenze dell'industria, si riesce ad accontentare un po' tutte le parti che fanno parte di questa filiera, anche perché bisogna capire che siamo tutti dentro la stessa barca, per cui se il prodotto è buono lo vendiamo bene e il cliente è felice lo ricompra, altrimenti non si raggiungono certi obiettivi che abbiamo raggiunto fino ad oggi. Il mercato di Casar Antonella è evoluto negli ultimi anni in maniera quasi esponenziale. Noi sino a qualche anno fa vendevamo l'80-85% del prodotto solo sull'isola, con esportazioni all'estero pari a zero. Negli ultimi anni questo fatturato si è spostato, attualmente abbiamo un 65% sull'isola, un 30% in penisola e siamo passati dallo 0 al 10% del fatturato sull'estero. Sono due storie, due mondi diversi. Pre-Covid l'Horeca rappresentava un 25% circa del fatturato. C'è stato un blocco quasi totale praticamente con la chiusura perché erano possibili soltanto i piatti da asporto. Abbiamo visto una certa ripresa attualmente nei mesi estivi quando hanno riaperto i ristoranti e già adesso abbiamo visto comunque un calo totale. Speriamo che tutto vada bene per la salute prima di tutto, ma per il mercato anche.